I 10 segreti di Medjugorje e la preghiera che dovrà essere recitata quando i 10 segreti inizieranno. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di una preghiera speciale che penso la maggior parte di voi non conoscano, collegata ai 10 segreti di Medjugorje. La Vergine Santa, durante le apparizioni a Miriana, avvenute principalmente ogni 2 del mese, ma anche in altre circostanze, si è raccomandata affinché i presenti pregassero per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. E proprio con questa intenzione tutti coloro che si radunavano ogni 2 del mese alla Croce Blu pregavano, dicevano rosari, preghiere varie, proprio per chiedere alla Vergine Santa di intercedere presso il cuore di Dio ed ottenere la conversione di coloro che sono lontani dall'amore di Dio e rifiutano insomma di partecipare ai sacramenti, all'Eucaristia, e manifestano proprio il gelo totale e il disprezzo totale verso nostro Signore. Ora sappiamo che la Vergine Santissima ha rivelato a Miriana una preghiera speciale che dovrà essere recitata quando inizieranno i 10 segreti di Medjugorje. Ma lasciamo proprio la parola a Miriana, che così annota nel suo diario. Nel 1987, durante le prime apparizioni del 2 del mese, la Madonna mi insegnò una preghiera speciale per coloro che non conoscono l'amore di Dio. Non posso ancora rivelarne molti particolari perché è una preghiera che è strettamente legata ai 10 segreti, ma posso dire che è una preghiera continua, come il rosario, però rispetto al rosario presenta delle differenze. Io infatti non prego mai il rosario insieme alla Vergine Santa perché la Madonna non prega mai per se stessa. Questa preghiera speciale invece è diretta a Gesù, cioè le parole di questa preghiera sono rivolte a Gesù. Un giorno il mondo potrà conoscerla, ma solo la Madre Celeste mi consentirà di rivelarla. Quindi, carissimi, esiste una preghiera che dovrà essere recitata quando inizieranno i 10 segreti di Medjugorje e che per adesso non può essere rivelata perché il contenuto di questa preghiera svelerebbe il contenuto dei 10 segreti di Medjugorje. Quindi verrà rivelata in quei giorni, poco prima che inizi il primo segreto, e allora ci dovremmo impegnare nelle nostre case a ricreare già da prima dell'inizio dei segreti dei cenacoli di preghiera in cui dovrà essere recitato il Santo Rosario e soprattutto questa preghiera speciale misteriosa collegata ai segreti che la Vergine Santa ha rivelato a Miriana. Bene, era questa la curiosità che volevo dirvi, che volevo illustrarvi. Rimaniamo in preghiera e non temiamo nulla perché coloro che si rifugiano sotto il manto della Vergine Santa potranno soltanto avvertire da lontano il rumore della tempesta, ma non potranno mai essere travolti da essa. A presto carissimi, santa preghiera e santa giornata.